Vediamo se risponde però, perché potrebbe anche scegliere. Pronto? Sì, pronto signora. Sono Elvira Tirasassi. Mi è scappato l'uccellino, me lo chiama Cincirellino! Ma senta, ora... Cincirellino! Mentre sono in casa sua il mio uccellino. Me lo... Hai conosciuto la voce di lui? No, è possibile, è incredibile. Pronto? Pronto signora? No? Come no? Che le ho un uomo lei? Sono Canuti. Sì, ma lei è una signora. Ho detto pronto signora. Abbassano un po' Loredano. Li cercano noi. Quel bussolo lì di televisione. Ecco. Allora signora. Ho detto pronto signora. Lei l'aveva detto no? Perché? No, ho detto, ma no, gli dicevo da abbassare. Aspetti, ti passo la mia nonna, un attimo. Che deve parlare con lei. Un attimo, la passo. Nonna Elvira, parlaci te. Sì, pronto? Pronto? Sì, pronto? Senti, che sei? C'è Loredano? Sì, c'è Loredano. Loredano, senti, io sono una signora di 87 anni. Te quanti anni sai? Io sono del 9. Sei di 9? Sì. Il 9. Madonna, tu ce n'hai tanti, Madonna, davvero. Porca miseria. Senti, Loredano quanti anni sa? Loredano è del 10, vieni. È del 10? Sì. Te sei più vecchia di suo Sì, di un anno. Di un anno. Senti, io mi passi Loredano perché mi sono innamorata. Sì, lo passo, guardi, stia così. Sì, io sto qui, se vuoi mi muova. Pronto? Sì, pronto Loredano? Pronto? Sì, Loredano? Mi senti? Ce l'ha? Sì, domani. Aspetti, non capisco. Di 10. Non sento. Loredano, mi senti? Poco. Oh, sono Elvira Tirasassi. Sono Elvira Tirasassi. Sassi. Sono Elvira, sono una signora che ti ha visto e sei innamorata di te, Loredano, ma capito? Di me? Sì, ti sei. Sì. Questa tu l'hai capita, Loredano, senti, tu sei un uomo così bello, così ancora maschio, così ben messo, secondo me tu sei ancora di molto valido anche sessualmente, o no? Non credo. Non credi? Che è successo? Non si muove più nulla? Non si muove più nulla? No. E se lo fa muovere io, non ti preoccupare Loredano. Loredano, tu c'hai un nome che finisce d'ano, mi fa tanta voglia di prenderlo nell'ano. Loredano, senti, abbi pazienza. Io sono la sua moglie è di 9, vero? Come? La sua moglie è di 9, vero? Sì. Ecco. Se ci sei di 10, vero? Sì. Vedi, mi sono informata bene. Senti, io invece sono 87 anni. Ora non fate il conto di quando sono perché non mi riesce a fare il conto. E te lo sto pensando, se io ho 87 anni, di che posso? Non importa, sono 87 anni, ma sono ancora tutta soda, sono ancora tutta piena di roba. Buon per lei. Buon per lei. No, buon per l'uomo che mi ciocca, ma per l'uomo che mi succia, capito? Senti una cosa, io vorrei Sancio fare all'amore con te, Loredano. Mi piacerebbe Sancio, ma Sancio. Ma dove chiama, senta? Siamo qui da Carcagneso. Da Calcagneso. Arcagneto? Calcagneso. Castagneto? No, Castagneto Arducci, no, quello è un altro. Questo è Carcagneso. Aspetta, te lo dico per benino. Lei è una località da queste parti, dalle parti sue, insomma, non tanto distante. Allora, io si chiamo da Calcagneso. Come Calcagno. Un paese? È un paese, sì, è un paese. Senti, qui c'è un prete, ci sono 4 monache e ci sono 100 anime, insomma siamo un pochini. Però, Madonna buona, su sapessi, e sono tutti dei gran maiali. Perché tutti gli uomini mi vengono sempre dietro, perché a Calcagneto sono la più bella, sono la più giovane, capisci? Sì, a parte il prete. Insomma, praticamente io non so che fare. Ho detto no, perché io nel paese non mi voglio mi voglio sputtanare, capito? Sputtanare. Cioè, io mi voglio sputtanare. Io voglio trovarmelo in città. Modo, che fa? Ha fatto un ruccio. Fatto un ruccio, Loredano. Ogni modo è una cosa impossibile, Perché Loredano? Perché? Perché c'ha la moglie. Sì. Per quello.
Ma che vuol dire la moglie? Senti, te no. che essi mai fuori? No. Ma mai fuori a fare una Io voglio giratina? troppo bene la moglie. Sì, va bene la moglie, però sì, però insomma, io sono sempre una donna ancora godibile. Ho capito. Ma tanto non ti chiedo amore, ti chiedo solo sesso, capito? Sì, ho capito. Non c'è Ma io non c'è nessun più nemmeno quello. non c'è più nemmeno. Dai, io sono sicura che Arrivederci. per ogni goccia di sperma. Arrivederci. Dove tu vai, Loredano? Loredano, me lo metti in mano. Ti è piaciuta questa? Tu sapessi, Loredano, quando mi fisso addosso, no? Io mi fisso addosso spesso perché ho un po' di incontinenza, no? Allora, se te mi metti la mano fra le ossa mentre mi fissi addosso, che scende giù ogni ossa, poi tu ti lecchi le dita, se lo dio io, Loredano, invece di fissa mi viene giù nettare. Ma dove rimane sto paese? Dove rimane? Calcagneto. Allora, c'è presente in fondo, aspetta, come fa a dirtelo, il poggio di Moscona? Sì o no? Sì. Il poggio di Moscona, c'è presente? Ecco, a piedi di poggio. Poggio di Moscona? Sì, c'è presente? Ecco, quanti chilometri ci sarà? A 6 chilometri da così. Ecco, io posso venire in città senza problemi perché tanto piglio un taxi e mi faccio portare da te. Se vuoi vengo anche a casa tua. No. A fare una pisciatina. No. Te ti fiscia addosso? No. Come no? Dai. Per carità. Allora si vede fuori. Non c'è niente da fare. Non si vede. Non c'è niente da fare. Che si vede? Che c'è? Che la tua moglie mi vuole parlare? Passami la tua moglie, passamela. Sì, passamela. La moglie è cattiva, Se no, sta tranquilla, ci penso io. La mancisco. Pronto? Sì, pronto signora, sono Elvira. Sì, e gli ho detto a Loredano, insomma, così che, insomma, io sono una persona e mi piacerebbe incontrarlo, sì, sa? No. Perché, signora? Noi si sta bene soli. Soli? Sì. Meglio soli e mal accompagnati. Ha capito? Ma io l'accompagno bene, sapessi come gliel'accompagno, signora? No. Sì. Non se ne fa di niente e non chiami più, Io ti faccio anche un piacere perché siccome suo marito non gli si riccia più, io lo sì, faccio ma a me non ricciare. mi importa niente. E gli faccio tornare a casa anche a caccioriccio. No. No, è sicura? Sì. È vero che è cattiva lei, mi hanno detto che è Sono cattiva, sì. Perché è gelosa? Sono così. È gelosa? Anche a questa età ormai. Io sto bene a casa mia. Non siamo più gelosi a questa età, no? Sono invece a questa età siamo più gelosi. Sì, perché? Sì. Perché? Perché sì. C'è il 19 lei. Sì, arrivederci. Io non so più di anni sono. Arrivederci. Allora io e Loredano si è bello fissato, No, non si è fissato niente, Loredano non sa niente. Si è fissato. No, lei per carità di Dio, Perché c'è di Dio, scusi, signora? Sì, insomma, arrivederci. Sì, ci si vede. Vai. Bene, avete sentito come la signora, pur essendo del 9, quindi un po' vecchiotta, ha proprio difeso il suo... Ho difeso. Se non c'è il sondazzo stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo ma non mi importa ma se c'è il sondazzo io non mi strapazzo, sto qui in sollazzo, non mi rompete